questa è un'importante legge che con il Presidente della Commissione Quinta Lanzarin abbiamo voluto depositare oggi perché rappresenta un atto vero e proprio di civiltà. Finalmente di obesità se ne potrà parlare come una malattia cronica, progressiva, recidivante, non più solo e soltanto come una scelta comportamentale. Ricordiamo che questa malattia ha delle ricadute poi economiche e sociali estremamente importanti, per questo noi piace definirlo un atto di civiltà che deve partire dalle scuole, un ambito all'interno del quale i bambini iniziano a conoscere se stessi, il proprio corpo e non a doversene vergognare. Quindi è un atto di civiltà perché è un atto di civiltà che è volto a contrastare ogni forma di pregiudizio. Quante volte abbiamo visto bambini in sovrappeso essere bullizzati o adulti che si sono sempre sentiti dire dai sei pigro, ci vuole un po' di forza di volontà, ma è ben altro, è una malattia vera e propria che noi andremo ad affrontare con il tavolo permanente regionale che andrà a fare proposte concrete alla Giunta, entrerà nelle scuole, entrerà nella formazione degli operatori sanitari, quindi estremamente concreta perché l'obesità rappresenta una delle sfide principali del sistema sanitario regionale veneto, una regione che è già pioniera in questo ambito grazie ai 10 anni di lavoro fatto da Regione Veneto e dal già assessore Lanzarin, ma che oggi va a mettere un altro tassello importante in un contesto di dignità e di civiltà per la nostra regione e per i tanti malati che purtroppo oggi anche in Veneto si contano. Bene che a livello nazionale il Parlamento sia dotato di una legge sull'obesità, quindi riconoscendola come malattia cronica e sociale ed è entrata per quanto riguarda appunto i livelli essenziali delle prestazioni come l'EA. Il Veneto aveva già agito su questo con una rete specifica, con 2 PDTA adulto e pediatrico 2017 e 2018 per la donna in gravidanza, quindi non partiamo da zero, facciamo una legge regionale recependo la nazionale e migliorandola anche con l'esperienza vissuta, quindi quella legata alla prevenzione, alla formazione dei professionisti, alla comunicazione, alla sensibilizzazione rispetto ai vari segmenti, quindi non solo a livello appunto generico ma presso le scuole, presso quelli che possono essere tutti quei stakeholder oggi importanti nel parlare di obesità come malattia cronica, come malattia che poi porta altre patologie. Pensiamo all'ipertensione, alla ipercolestemia, che vuol dire poi vivere con una malattia per tutta la vita, quindi una minore qualità di vita ma anche un carico non solo da un punto di vista, se possiamo dire così, economico, ma soprattutto un carico importante per la persona che deve convivere con questa malattia.